sindaco non possa cambiare la piazza intitolata a Garibaldi, intitolandola a 6.000 siciliani morti per la difesa della patria, e trova violente reazioni. Hanno convocato pure la discendente di Garibaldi, che ha preso molto dal nonnino, ha detto che siamo ignoranti, solo gente ignorante può pigliare le iniziative. L'ignorante è lei che non sa che cosa è successo di storia, da i quattro portellerie che hanno raccontato. Quindi qualche cosa si deve fare. Io avevo proposto al segretario nazionale a un certo punto di pigliare contatto con il Presidente della Regione e dice: voi siete di un partito diverso, i nostri partiti non sono amici, però siamo tutti siciliani, se lei vuole una mano d'aiuto sul campo culturale gliela diamo, senza chiedere indennità, senza chiedere visibilità, perché anche quel poveretto qualche intuizione ce l'ha, cresciuto e formato in questa scuola italiana, non è che poi può avere una cultura solida in materia. Ora, questo è stato fatto approfittando della ricorrenza dell'insurrezione del Settembrista, che è un'insurrezione con migliaia di morti, venga ignorata dei libri di storia che circolano nelle scuole italiane in Sicilia, e che poi venga detto erano mascalzoni, gli insorti, e che un comandante dei carabinieri di Sicilia faccia un articoletto nel giornale di Sicilia. Mischino lo sarà un galantuomo, ma evidentemente non sapeva niente, parlando del sacrificio dei carabinieri che morirono per la legalità. Se sapesse quello che fecero i carabinieri in Sicilia, sicuramente preferirebbe non uscire no, dopo lo 7 e mezzo, no, non starebbe a dire caduti per la legalità. Quindi in questo campo qualche cosa si deve fare. Certo, noi miracoli non ne facciamo, però qualche cosa in movimento l'abbiamo messa. Se a Capodorlando è successo quello che è successo, è perché noi abbiamo messo in movimento qualche cosa. Abbiamo trovato un sindaco che era molto ricettivo, ma la prima cosa, diciamo il primo elemento fu che a Capodorlando avevano una piazza intitolata Ruggero Lauria. Ora Ruggero Lauria era il comandante della flotta nemica della battaglia navale di Capodorlando. Gli schieni l'avevano fatto perché non lo sapevano, però una volta che si ci disse cominciò a risvegliarsi la dignità siciliana. Il primo a essere cacciato fu Ruggero Lauria, senza nulla volere togliere i meriti della persona. Ruggero Lauria era un genio nella guerra navale, e che quindi che in Catalogna gli facciano qualche sala, qualche piazza, gli intitolino, è normale. Non è normale che lo facciano in Sicilia, dove era il comandante della flotta nemica, responsabile anche di crimini di guerra, cioè dell'uccisione dei prigionieri siciliani dopo la battaglia. Qualche cosa si è messo in movimento, certo, rispetto a quello che c'era prima, è un risultato, però rende perplessi la violenza della reazione. Non ci fu per Ruggero Lauria, perché la maggior parte della gente non sapeva per Ruggero Lauria, ma per Garibaldi c'è stato, e Garibaldi non è l'ultimo dell'elenco. Poi c'è Crispi, che era sicilianista fino a quando non c'era il proprio paese, perché ebbe dei vantaggi, che poi non era stimatissimo dal proprio re, era primo ministro quando il re era Umberto I. Umberto I Mischino non sapeva che quello che lui diceva al suo aiutante sarebbe stato pubblicato,
E una volta gli disse un porco non ci serve. E a via principale da Capodorlando è intitolata al porco. Il sindaco ora lo sa e prima o poi lo deve levare anche. Si tratta di una ripresa, diciamo, di coscienza e di dignità, perché il fatto che in Sicilia al sud tante vie, tante piazze siano state intitolate ai criminali conquistatori sta a indicare un programma del governo italiano di mortificare la popolazione del sud. Non si trattava solo di opprimerla, ma anche di mortificarla. Noi vi imponiamo che dei criminali di guerra che hanno compiuto delitti contro le altre vengano invece celebrati in piazze, con strade, con monumenti. E questo lo fecero perché avevano vinto la guerra, ma che dopo 148 anni restano le cose è grave. E io chiudo.